Ho quasi 30 anni, voglio comprare casa, voglio fare figli, voglio fare una famiglia e al momento ho paura, cioè dovrei essere contento per il mio futuro, ma così non riuscirei. E quindi con tutta la buona volontà però il governo deve aiutare i giovani, soprattutto i giovani. Perché la volontà c'è, però non si mangia con la volontà e basta, quindi. Scontriamo l'impossibilità di continuare a vivere in questo modo e gli stipendi non bastano per arrivare alla fine del mese, le pensioni tanto meno e in previsione sarà sempre ancora peggio. Abbiamo rinunciato alla nostra giornata di lavoro, 8 ore, non pagata, per poter dire a questo governo che basta, dobbiamo avere un cambiamento radicale di tutte le problematiche. Non è giusto che noi possiamo andare avanti con questa cara vita e proprio non ce la faremo. Voi vi sentite discriminati sui luoghi di lavoro? Ma discriminati è una parola un po' leggera. Noi siamo proprio eliminati, nel senso paghi le tasse e tacere.